Il nostro tempo riletto alla luce del Vangelo di Matteo, lo spunto di riflessione proposto alla chiesa di Chiavari in apertura di un nuovo anno pastorale, venerdì al villaggio il convegno diocesano. Moneglia ha accolto Don Stefano Giupponi con il sorriso. Il sacerdote ha fatto il suo ingresso nelle 4 parrocchie della città, il suo primo impegno, le relazioni. Nuovo disegno di legge sul trasporto sanitario varato dalla Giunta regionale, obiettivo tutelare le pubbliche assistenze, previsti 3 tipi di servizio, solo l'ultimo, quello ordinario, sarà messo a gara. Verso la conclusione lo studio dello stato di salute del Rupinaro a Chiavari. I dati raccolti a ottobre verranno consegnati al Comune che dovrà stabilire le linee di intervento insieme alla Regione. La Giunta regionale ha dato il via libera al PUC di Rapallo. Il nuovo piano urbanistico comunale andrà a sostituire il vecchio piano regolatore del 1986. La scuola di Santa Vittoria di Libiola diventa più grande, quella di Via Lombardia non inquinerà più, interventi importanti su 2 degli 11 plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo di Sestri Levante. Nuova stagione per il Teatro di Cicagna, arrivato al suo 9° anno di attività. 18 spettacoli con proposte molto varie, dal teatro dialettale al cabaret. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. Il nuovo anno pastorale in diocesi si apre all'insegna della continuità con le linee emerse nella grande assemblea del 2018. L'obiettivo è quello di rendere più efficace e concreta la lettura del Vangelo proposto dall'anno liturgico, declinando nelle varie realtà locali secondo il tempo che stanno vivendo. Quest'anno il filo conduttore sarà il Vangelo di Matteo. Sentiamo. Il Vangelo come punto di riferimento per diversi itinerari di formazione in diocesi. L'invito del Vescovo, scaturito dal lavoro sinodale, sarà il filo conduttore del nuovo anno pastorale che si aprirà con il Convegno diocesano 2019. Quindi anche quest'anno si è fatta la scelta con il Consiglio pastorale diocesano di privilegiare il Vangelo dell'anno liturgico nuovo, quindi il Vangelo di Matteo, e fare riferimento ad esso per poter iniziare appunto i diversi percorsi poi di tutta la diocesi. Lo sguardo con cui approssimarsi alla lettura del Vangelo sarà contestualizzato nell'attualità del nostro tempo. Guardare al nostro tempo mettendosi in ascolto del Vangelo, in particolare appunto del Vangelo di Matteo, e riuscire a scorgere quali sono gli elementi un po' caratteristici di questo tempo nel quale stiamo vivendo, anche per favorire sempre più una lettura del Vangelo che sia contestualizzata appunto con la vita nostra di tutti i giorni. Ad introdurre la riflessione sarà Rosanna Virgili, biblista, docente di esegesi. La proposta è rivolta ad un'assemblea eterogenea, non solo di addetti ai lavori. Il convegno diocesano è un appuntamento che riguarda tutti, non soltanto diciamo, le persone più impegnate nei cammini pastorali della diocesi, e delle singole parrocchie, delle associazioni di movimenti. Credo che sia un invito che riguarda ogni credente o forse anche ogni cercatore un po' nel proprio cammino di fede, lasciandosi un po' ispirare appunto dalla parola di Dio. Il convegno diocesano è un momento di condivisione di una proposta che ciascuna comunità, in ciascun ambito, è chiamata a declinare nel contesto vissuto. Le singole realtà hanno saputo poi vivere questo invito in maniera originale, propria, diciamo, tenendo anche conto delle caratteristiche già dei percorsi esistenti, no? Penso nei vicariati, negli ambiti, nelle parrocchie. La cosa bella è stata anche un po' l'originalità con cui ciascuno ha fatto proprio lo spunto iniziale del convegno. Il convegno diocesano dunque si aprirà venerdì al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno, dopo l'accoglienza e la cena alle 19. Alle 20:15 l'assemblea si riunirà nella palestra dove ci sarà la preghiera e l'introduzione del vescovo, Monsignor Alberto Tanasini, la riflessione di Rosanna Virgili, biblista, e quindi il dialogo tra i partecipanti e la conclusione. Andiamo a Moneglia adesso. La cittadina ha accolto il nuovo parroco Don Stefano Giupponi, lo ha fatto con gioia e gratitudine, accogliendo il sacerdote con lo stesso sorriso con cui lui si è presentato ai fedeli delle 4 nuove parrocchie. Vediamo.
Un sacerdote sempre con il sorriso, capace di sacrificio, attenzione e affetto per tutti. Così il vescovo Monsignor Alberto Tanasini ha presentato ai fedeli di Moneglia Don Stefano Giupponi, accompagnandolo nell'ingresso. Sono 4 le parrocchie che Don Stefano è chiamato a servire: Santa Croce, San Giorgio, San Saturnino e Lemeglio. Il Vangelo oggi ci parla dell'amicizia e quindi ho detto che sarebbe bello costruire insieme questa amicizia con questa nuova comunità, ma comunque una grande gioia, ecco, nel cuore. L'impegno c'è certamente, non è soltanto il sorriso. E cercherò di vivere l'esperienza che ho avuto nelle altre comunità e di costruirla insieme con questa nuova comunità. Quindi ci sarà da lavorare, ci saranno tante cose da fare. Innanzitutto bisogna incominciare anche dalle relazioni con le persone, quindi questo diventa la cosa primaria in questo momento. Auguro tanto bene, ecco, e cercherò di vivere questo bene insieme con loro. Il sacerdote è strumento di mediazione di Cristo, ha ricordato il vescovo. Conduce alla salvezza, dunque, con sguardo aperto a tutti. È chiamato ad essere fedele nel molto e a smantellare la falsa religiosità, indicando la strada della verità. Tante persone hanno voluto incontrare Don Stefano per questo primo saluto. Tante lo hanno accompagnato al suo ingresso per un incarico che si annuncia impegnativo. Sono tante parrocchie, ma sono certo che la comunità saprà stringersi intorno al nuovo parroco come l'ha fatto nel passato intorno a Don Massimiliano. Indubbiamente la parrocchia anche negli anni passati costituisce un punto di riferimento anche per tante risposte che riesce a dare ai bisogni sociali della città. Da parte del sacerdote un grazie per l'accoglienza ricevuta, estremamente calorosa e affettuosa, e concretizzata anche dalla riproduzione del Santo Cristo donata al nuovo parroco al termine della celebrazione. Siamo tutte brave persone, a volte non siamo molto costanti, ci perdiamo un pochino, ma cerchiamo di fare del nostro meglio. E il parroco che si è presentato oggi sicuramente è una bella persona. Come paese siamo un paese abbastanza accogliente, lo accogliamo con gioia, con amore. Ecco, io l'ho visto una persona come ce l'ha presentata il vescovo, una persona molto sorridente, molto cordiale, che si può avvicinare con facilità. E sarà a Moneglia quest'anno a ospitare il 22esimo raduno diocesano delle confraternite. L'appuntamento è per domenica prossima, 29 settembre, il ritrovo alle 9 sul sagrato della chiesa di Santa Croce. Alle 10 la messa, presieduta dal vescovo, seguirà la processione lungo le vie della città. Sarà anche un'occasione di ritrovo per i giovani delle confraternite della regione ecclesiastica ligure. Parliamo adesso di sanità. Rispettare la sentenza del Consiglio di Stato che ha imposto nel 2018 la disapplicazione della legge regionale in materia di affidamento del trasporto sanitario e al contempo tutelare le pubbliche assistenze. Sono gli obiettivi del disegno di legge sul riordino dei trasporti sanitari in Liguria approvato oggi dalla Giunta regionale. Sono 3 i tipi di trasporto previsti dal documento: quello ordinario con profili di emergenza e il trasporto ordinario tout court, oltre a quello in emergenza. Solo per quello ordinario sarà, ha detto l'assessore Viale, prevista la gara di appalto. Su questo documento, sul disegno di legge, ne parliamo con Lorenzo Risso, che è presidente di ANPAS Liguria, in diretta ai nostri studi. Buonasera Risso. Buonasera a lei e ai telespettatori. Dicevamo alcuni dei contenuti di questo disegno di legge. Perché è importante questo documento, ma è solo un primo passo? Beh sì, è un primo passo, un tassello di partenza sul quale abbiamo presentato noi alla Regione le nostre richieste per poter mantenere ancora verso il futuro e verso i cittadini della Liguria quei servizi che noi da tanti anni facciamo in convenzione, anche all'indomani della sentenza del Consiglio di Stato che, parte di un'interpretazione fatta dalla Regione, sembrava che mettesse in discussione proprio l'affidamento diretto di queste tipologie di servizi. È certamente un punto di partenza sul quale poter poi vedere e aspettare gli sviluppi del disegno di legge, l'approvazione e l'applicazione per poter continuare tutti a mantenere proprio quei servizi da parte delle pubbliche assistenze verso i cittadini, proprio e tramite tutti i suoi volontari in ogni parte della regione. Diciamo che il trasporto sanitario per le pubbliche assistenze, per il mondo del volontariato, è un importante ambito di intervento e anche di sussistenza per le stesse.
Assolutamente sì, perché noi non siamo soltanto trasporto sanitario, ma anche servizi sociali e servizi di protezione civile. Tutto questo viene finanziato proprio dalle singole pubbliche assistenze, proprio facendo attenzione proprio a quello che deriva dalle convenzioni in atto con la Regione e di conseguenza spalmarlo poi su tutto il resto di attività che svolgiamo. Quindi un'attenzione particolare a una fonte di attività che era quella del trasporto ordinario, che copre il 60-70% dei trasporti fatti, e quindi una distesa fonte di sussistenza per le pubbliche assistenze. Cosa manca ancora in questo documento? Cosa chiederete che il Consiglio regionale modifiche per approvare questo documento? Niente, mancherebbe l'iter necessario proprio per portare in approvazione in Consiglio regionale questo disegno di legge, quindi tutti i passaggi previsti per ogni disegno di legge e poi naturalmente il mantenimento della volontà che si è data ad oggi con l'approvazione di questo testo, che peraltro ha tenuto conto di alcune esigenze proprio dell'aspetto ligure, dell'interesse della Liguria, dei suoi cittadini e del mondo del volontariato, che per la Liguria è una grande risorsa e credo che qualsiasi politico dovrà tenerne in attenzione e in buon uso. Grazie mille, grazie a Lorenzo Risso, presidente di ANPAS Liguria. Il mondo del volontariato dunque riceve un sostegno, in questo caso con questo disegno di legge approvato oggi dalla Giunta regionale. Grazie Risso e buon lavoro. Grazie a lei. Continuiamo a parlare di politica amministrativa. Sta per giungere al termine il lungo lavoro di indagine e di studio sullo stato di salute del torrente Rupinaro. Questa mattina si è svolto l'ultimo dei 9 sondaggi geognostici effettuati sugli argini. Il Comune si prepara a ricevere i dati raccolti che saranno usati per elaborare gli scenari di intervento per la messa in sicurezza del corso d'acqua. Avremo un modello sia geologico che numerico, da fornire appunto agli ingegneri per quello che è la progettazione vera e propria. 9 sondaggi geognostici, l'ultimo questa mattina in Corso Genova, e 10 sondaggi ambientali in alveo. La completa mappatura topografica degli ultimi 4 chilometri, dalla località Casa del Pino fino alla foce, e la completa verifica strutturale degli argini attraverso l'utilizzo di georadar, microperforazioni e microtrivellazioni. Se il torrente Rupinaro fosse paragonato ad un paziente, si potrebbe dire che tutti gli esami per determinarne il suo stato di salute sono stati fatti. Se la patologia da risolvere è la mancata sicurezza, l'obiettivo è il rispetto dei parametri per la piena duecentennale, con queste indagini il quadro clinico è stato tracciato. Resta da decidere il percorso di cura da affrontare, ma questo sarà il compito di Comune e Regione. Tutto questo complesso di dati consentirà di valutare quello che è lo scenario più opportuno sotto il profilo tecnico, economico e logistico. L'obiettivo è arrivare a una messa in sicurezza duecentennale del corso d'acqua. Diciamo che questo è l'obiettivo principale. Ovviamente poi se dovessero esserci dei problemi di tipo, voglio dire, economico o qualsiasi altro problema, potrebbe essere anche valutata, ma questo non tocca a noi a dirlo, un'eventuale mitigazione del rischio e quindi mirare piuttosto che alla duecentennale alla cinquantennale. Tra gli aspetti più critici, emersi anche da un primo controllo visivo, c'è quello della solidità degli argini, che soprattutto nel tratto terminale non è assolutamente adeguata alla portata del corso d'acqua. La prima grande discriminante per le murature d'argine è il fatto che ci sia o meno il terrapieno alle spalle della muratura. E quindi si direi che le zone più critiche sono quelle dove dietro la muratura non c'è il terrapieno. A ottobre tutta la mole di dati raccolta verrà consegnata agli uffici tecnici del Comune di Chiavari. Da quel momento inizierà l'elaborazione complessiva per ottenere un modello di intervento che metta a sistema tutte le variabili, tra cui ovviamente anche quella economica. Alla luce di quello che uscirà e delle risposte che nel frattempo arriveranno da Roma su eventuali deroghe alle altezze dei ponti da rifare alla foce del Rupinaro, verranno prese le decisioni insieme alla Regione Liguria. Sulla base di questi risultati e sulla base anche di quello che concorderemo con la Regione Liguria per il progetto definitivo, prenderemo le decisioni definitive.
Ed è stato approvato oggi dalla Giunta regionale della Liguria il piano urbanistico del comune di Rapallo. Andrà a sostituire il vecchio piano regolatore risalente al 1986. Si tratta di un PUC che valorizza il rapporto con il mare dal punto di vista paesaggistico, ambientale e architettonico, che comprende la difesa del suolo con i piani di bacino e che limita gli interventi edilizi nelle aree di pregio, ha spiegato l'assessore regionale all'urbanistica Marco Scaiola. Era un atto molto atteso dal territorio e che siamo riusciti a sbloccare dopo anni grazie alla collaborazione con il Comune. Fra le altre linee di sviluppo del progetto, la valorizzazione del territorio agricolo con interventi per il recupero degli uliveti, la realizzazione del percorso pedonale di collegamento costiero con Santa Margherita Ligure, ancora la strada parco e la riqualificazione del centro storico. Individuate anche le aree di maggior degrado dove autorizzare interventi di riqualificazione con demolizione e conseguente riconoscimento di credito edilizio. E la scuola di Santa Vittoria a Sestri Levante diventa più grande con la realizzazione di un nuovo edificio. Quella di Via Lombardia diventa sostanzialmente a emissioni zero con un importante intervento di riqualificazione energetica. Sono questi due gli interventi in corso nelle scuole di Sestri Levante e che conta su un istituto comprensivo molto articolato. Sentiamo. L'Istituto Comprensivo di Sestri Levante conta circa 1500 iscritti e 11 plessi scolastici. Fra le primarie la più frequentata è quella di Via Lombardia, che offre il tempo pieno e ora può contare anche su un centro cottura rinnovato e ampliato. Qui nell'estate del 2020 inizieranno i lavori di riqualificazione energetica. Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di ventilazione naturale, la creazione di un tetto verde per l'isolamento termico, la sostituzione dei corpi illuminanti con altri a maggior resa minor consumo, l'installazione di un impianto di energia rinnovabile per assicurare il funzionamento della struttura e la sostituzione dei serramenti. In alcune aree della scuola è prevista l'installazione di una pavimentazione che trasforma l'energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita, brevettata da una start-up italiana. I lavori sono resi possibili grazie al contributo di oltre 520.000 euro che il Comune ha ottenuto con il progetto presentato lo scorso anno e si integrano con il progetto di riqualificazione della vicina palestra. La trasformazione in un palazzetto dello sport, quindi con la creazione dei laboratori, dei servizi, insomma di tutto quanto occorre per definire palazzetto dello sport, quindi sia riqualificare funzionalmente ed esteticamente gli spazi, ma anche metterlo in condizione di poter affrontare competizioni o gare. In questo momento, oltre che la palestra scolastica prevalente, quella struttura è utilizzata per il basket e per la pallavolo, quindi pensare anche a poter consentire gare di un certo livello che le caratteristiche di un palazzetto permettono. Prosegue anche l'opera per la ristrutturazione completa della scuola di Santa Vittoria. Abbiamo iniziato qualche anno fa insieme alla scuola chiedendo la dotazione del tempo pieno anche per la scuola di Santa Vittoria, proprio per renderla più forte e più attraente rispetto ad altre scuole. E questa scelta ha comportato il fatto che è diventata piccola rispetto alle esigenze e quindi è in corso questo progetto di ampliamento con la realizzazione di un corpo aggiunto della scuola, dell'intero plesso scolastico, in modo da dotare di uno spazio di consumazione dei pasti dedicato che non vada a compromettere gli spazi laboratori, ogni aula abbia davvero il suo spazio compiuto. E poi ci sarà anche un'area gioco molto interessante, anche coprogettata insieme ai bambini nella parte esterna, che prevederà la realizzazione di un orto scolastico. Anche questo ci sembra un investimento importante. Il comune di Lavagna e quello di Caorle in provincia di Venezia insieme per potenziare il turismo. Questa mattina la vice sindaco di Lavagna, Elisa Covacci, insieme all'amministrazione dell'Accademia del Turismo, ha incontrato l'assessore allo sport del comune veneziano Giuseppe Boatto. I due comuni sono gli unici italiani e del nord Italia a potersi fregiare dei tre vessilli, la bandiera blu, la bandiera verde e la spiga verde. È stato un incontro proficuo con l'assessore di Caorle che ha evidenziato il ruolo fondamentale che ha lo sport nella destagionalizzazione del turismo, ha commentato la vice sindaco di Lavagna. Molti sono stati gli spunti a cui attingere e soprattutto sono state poste le basi per una futura e proficua collaborazione.
La cronaca: è stato ritrovato questa mattina intorno alle 8:15 il fungaiolo disperso da ieri sera nelle foreste del Monte Penna, nella zona del Passo dell'Incisa. A ritrovarlo i vigili del fuoco di Borgotaro, supportati dai colleghi di Parma e dal soccorso alpino. L'uomo residente a Genova era in buone condizioni, è andato per funghi con gli amici, aveva smarrito la strada per poi ritrovarsi con il cellulare scarico. L'uomo, ha spiegato il capo squadra Guido Camisa, ha raccontato di essersi coperto con delle foglie per ripararsi dal freddo durante la notte. 5 ragazzi tra i 14 e i 15 anni sono stati segnalati al Tribunale dei minori di Genova per disturbo al riposo e danneggiamento della cartellonistica stradale. I ragazzi nella notte tra mercoledì e giovedì hanno suonato i campanelli dei portoni, scosso le seracinesche del quartiere di Pila di Sestri Levante. Gli abitanti della zona hanno richiesto l'intervento dei carabinieri, che sono arrivati sul posto e hanno preso in custodia i minori. Una 56enne di Avellino invece con precedenti è stata denunciata dai carabinieri di Lavagna per truffa e sostituzione di persona. La donna ha stipulato un contratto di telefonia fissa nella propria abitazione intestandolo ad una 44enne residente a Lavagna senza pagare le fatture dovute per un totale di 450 euro. A Vittorio Mariano per il grande impegno sociale e la sensibilità con cui esercita la sua attività nel nostro territorio. Questo il testo della targa che il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, e il consigliere alla sanità, Salvatore Alongi, hanno consegnato all'air designer rapallese da decenni impegnato nel sostegno ai pazienti oncologici nel momento in cui si trovano ad affrontare uno dei momenti più delicati della propria vita, ovvero la perdita dei capelli a seguito della chemioterapia. La cerimonia di consegna della targa si è tenuta questa mattina nella sala del Consiglio di Rapallo. Era presente anche la dottoressa Silvia Sanguinetti dell'ambulatorio di oncologia di Sestri Levante in virtù della collaborazione che l'ASL 4 ha avviato da quest'anno proprio con Vittorio Mariano. L'intento della Regione è quello di scongiurare la chiusura della biglietteria ferroviaria in 7 stazioni liguri a partire dal 1° di ottobre, lo annuncia il sindaco di Recco, una delle località che sarebbe stata penalizzata dai tagli di Trenitalia. L'incontro con l'assessore Berrino è stato proficuo. Andiamo a Cicagna, adesso il teatro di Monleone è giunto al suo 9° anno di attività con un calendario di 18 appuntamenti che propongono un ampio ventaglio di spettacoli e generi. Si inizia il 5 di ottobre con lo spettacolo di prosa La voce dei grilli fino alla commedia dialettale di chiusura Nacheusa e Mesa il 19 di aprile. Sentiamo la presentazione. Un programma molto variegato, quello del Teatro di Cicagna, che propone per l'annata 2019-2020 18 spettacoli che cercano di corrispondere ai gusti di un pubblico molto diverso. Largo spazio al teatro dialettale in genovese e agli spettacoli di prosa, ma anche spazio al cabaret, al musical e al balletto. La stagione è divisa, come sempre, in vari settori. Abbiamo 6 spettacoli di teatro dialettale genovese, 7 spettacoli di prosa, 3 spettacoli che io chiamo di teatro musica, appunto, perché quest'anno volevamo appunto trattare un pochino questo genere che è la danza classica e la bella musica. E quindi sono 3 spettacoli di teatro musica ed infine 2 spettacoli di cabaret con Daniele Racco e Giovanni Cacioppo. Quello che inizia il 5 ottobre è il 9° anno di attività per questa esperienza che, pur restando fedele a se stessa, cerca di presentare ogni anno alcune novità. Ci sono parecchie novità quest'anno, tanto portiamo in scena un genere di spettacolo che noi non abbiamo ancora trattato ed è la danza classica. Con il balletto Il Lago dei Cigni sarà la compagnia del Teatro Nazionale di Raffaele Paganini a presentarci questo grande classico. Altre novità abbiamo nella nostra stagione quest'anno 2 grandi attrici che sono Barbara De Rossi e Natalie Caldonazzo. E nel cabaret una new entry per noi, Cacioppo. L'arca perduta nel Mediterraneo, prove di naufragio di una civiltà è il titolo del nuovo libro scritto da padre Mauro Armanino, il missionario casarzese della SMA in Niger. Sarà presentato questa sera alle 21 all'auditorium di Villa Sottanis a Casarza Ligure. Sarà presente il religioso, modererà Massimo Capitti. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Popoli Solidali. Nella nostra scheda adesso gli appuntamenti in agenda invece per la giornata di domani. A
Appuntamenti in agenda per mercoledì 25 settembre. Ambulatorio mobile nel piazzale San Michele di Pieve Ligure per effettuare esami del sangue senza prenotazione. Dalle 8 alle 9.30 sarà possibile fare i prelievi, dalle 9.30 alle 10.30 ritirare i referti. Apertura alle visite del Museo Archeologico di Chiavari in via Costaguta dalle 9 alle 14. Apertura del Museo Diocesano di Arte Sacra dalle 10 alle 12 in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Presentazione dei corsi artigianali al Circolo Acli Fanin di Chiavari con informazioni e prove pratiche insieme agli insegnanti, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 nella sede del Circolo in via Vinelli. Apertura alle visite del Museo del Merletto presso Villa Tigulia Rapallo dalle 14.30 alle 19.30. Ha preso il via questa mattina all'Istituto Gaslini di Genova Regolandia, un ciclo di iniziative dove poliziotti e personale sanitario, insieme ai grandi dello sport e non solo, parleranno con i bambini del rispetto delle regole e dei corretti stili di vita. All'inaugurazione presso l'ospedale di giorno dell'ospedale Gaslini ha preso parte tra gli altri il campione di tennis Fabio Fognini, che in seguito ha visitato i bambini del reparto di chirurgia e poi quelli dell'ospedale di giorno, ai quali ha donato palline da tennis autografate. Un'iniziativa che si inserisce nel progetto Sicurezza e Salute Insieme, siglato nel 2017 tra la Questura di Genova e la direzione dell'Istituto Pediatrico, con l'obiettivo di potenziare la sinergia tra la Polizia di Stato e appunto il nosocomio genovese. E si avvicina il primo impegno ufficiale della stagione 2019-2020 per le ragazze della Rapallo Pallanuoto. Il prossimo fine settimana scatterà infatti la prima fase della Coppa Italia femminile. 2 i concentramenti, le giallo-blu sono inserite nel girone B che si giocherà a Firenze. Di fronte troveranno, oltre alle padrone di casa della Rarenantes Florenzia, il Bogliasco 1951, la neopromossa in massima serie il Velanuoto Ancona e la SIS Roma, che si è aggiudicata il trofeo lo scorso anno. Il girone A invece si disputerà a Padova. E lo sport chiude questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna domani mattina con la nostra rassegna stampa. Continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.